Partiamo da un dato di fatto, nessuno si è fatto male, ma poteva accadere qualcosa di molto più grave, visto il luogo, l'ora in cui si è staccata la frana. Intanto che è successo prima dell'inizio del turno di lavoro, una mezz'oretta prima, e questo nella disgrazia è stato molto importante perché ha evitato veramente una grossa tragedia. Nel frattempo in quel baraccone lì c'erano 2 lavoratori, i quali nel primo momento credevano che fosse vento. Poi, dopo le prime avvisaglie delle pietre piccole che sono venuti, sono scappati velocemente, anche per fortuna, e in quel momento lì è crollato il capannone e si è abbattuta giù la montagna, e per fortuna che non c'è veramente nessun ferito. Questa è una cosa importante, la più importante. La fabbrica al momento è chiusa, com'è il morale tra i 63 lavoratori, poi ci sono anche quelli dell'indotto? Il morale logicamente non è alle stelle, il problema è che la fabbrica si stava recuperando un pochino da un po' di crisi e c'era un attimo di lavoro in questo momento. Che cosa chiedete affinché comunque vengano tutelati i lavoratori? Ma dunque, noi intanto ci siamo attivati insieme all'azienda per stabilire di vederci già la prossima settimana per fare un accordo per poter utilizzare gli ammortizzatori sociali, quindi la cassa ordinaria per eventi straordinari. Ovviamente non basta, bisogna fare, lo chiediamo ovviamente a Regione, azienda e Comune, insieme a noi un tavolo di confronto e approfondimento dove si definiscono tempi e modi per agire rapidissimamente studiando delle soluzioni di emergenza che devono permettere di evadere gli ordini che ci sono, perché ovviamente il mercato è molto aggressivo, non aspetta, non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo riuscire a trovare le soluzioni per andare avanti.